Il PIL dell'Eurozona dovrebbe scendere dell'8,7% nel 2020, risalendo del 5,2% nel 2021 e del 3,3% nel 2022, è quanto emerge dal bollettino economico della Banca Centrale Europea. Secondo la BCE l'impatto della pandemia potrebbe risultare più forte e duraturo di quanto attualmente previsto. Le misure adottate dai governi di tutti i paesi per contenere la diffusione del virus hanno determinato un brusco calo dell'attività economica. Crolla l'export ad aprile, l'Istat stima una netta contrazione su base mensile per entrambi i flussi commerciali con l'estero, molto più intensa per le esportazioni, meno 34,9%, che per le importazioni, meno 18,5%. La marcata flessione su base mensile dell'export è dovuta al forte calo delle vendite sia verso i mercati extra Unione Europea, sia in misura relativamente meno accentuata verso l'area UE. Nel trimestre febbraio-aprile 2020, rispetto al precedente, si rileva una diminuzione del meno 18,9% per le esportazioni e del meno 18,3% per le importazioni. Ad aprile 2020 la flessione su base annua dell'export è pari a meno 41,6%, l'import cala del 33,7%. A maggio 2020 sono state autorizzate 871,1 milioni di ore di cassa integrazione, lo rende noto l'INPS. Il 99% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà è stato autorizzato con causale emergenza sanitaria Covid-19 e si riferiscono ancora al decreto Cura Italia. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio 2020 sono state 224,1 milioni, per la CIG straordinaria 17,6 milioni, per quella in deroga 231 milioni. ERA ha acquistato da A2A 4.688.231 azioni di Ascopiave, pari al 2% del capitale sociale, a un prezzo di 3,905 euro ciascuna, per complessivi 18,3 milioni di euro circa. L'acquisto della partecipazione segue l'operazione analoga del 31 gennaio scorso e anche in questo caso è stata condivisa con Asco Holding in un'ottica di rafforzamento della partnership già avviata con Est Energy.